Le campane di Bari danno ufficialmente il via per la prima C 2013-2014, campionato che inizia subito con la sfida interessante tra la Figempa dei giovani e il Certosa di Carletti. Gara che promette spettacolo e che rispetta le aspettative fin da subito, ritmi alti e incontro che si sblocca già al terzo minuto quando su un passaggio innocuo Lucano compie la frittata con la sfera che l'MLM termina in porta per il vantaggio certosino. I ragazzi terribili della Figempa rispondono però subito con Usai, la conclusione del numero 4 è potente ma fuori misura. 3 minuti più tardi, è l'8° minuto di gioco, la maglia di Curcio si allunga in aria in seguito a una punizione dalla sinistra. Il piazzatissimo Bertoldo di Genova decreta il rigore e dagli 11 metri l'extrapallo Balducci è perfetto nel realizzare l'1-1. Emozioni finite? Neanche per sogno, perché al 12° gli arancioblu spingono sulla destra, azione incriminata con un presunto fallo di Pili. Si prosegue e sul suggerimento del numero 9 fortunoso ma decisivo il tocco di Bianchi che termina la sua corsa in rete. Il vantaggio mette le ali agli uomini di Carletti e al quarto d'ora Ghirardini è imprendibile in area di rigore e viene messo giù in questo modo. Si va di nuovo dal dischetto, secondo rigore di giornata e seconda trasformazione. Damiano Pili infatti è glaciale e chiude questo pazzo quarto d'ora realizzando l'1-3 ospite. La restante parte di frazione scivola via senza troppi sussulti e allora ripresa e montaggio di Enrico Figus ci portano alla ripresa. La seconda frazione inizia con la Figempa all'arembaggio, terzo minuto sassata di Petrolesi risposta da campione di Salcuni. Il portiere ospite si ripete addirittura sull'angolo che ne consegue chiudendo lo specchio il tiro a botta sicura di Curcio. È un fuoco di paglia però, perché prima Rota scatta in sospetto fuorigioco ma tu per tu con Lucano seppur di pochi centimetri non c'entra lo specchio. Poi al minuto 20 giù il cappello per Fabio Russo, il numero 18 direttamente dalla bandierina di sinistra disegna una traiettoria perfetta che con l'aiuto dell'incrocio diventa il gol che spezza le reni ai bavaresi. Il Certosa poi dilaga con l'azione personale di Cacciabue che suggella un'ottima prestazione personale con questo rasoterra che vale il pokerissimo arancio-blu. La gara, se ce ne fosse bisogno, termina definitivamente a 15 dalla fine quando Balducci rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in 10. Gli annali però consegnano alle statistiche anche l'incornata di Cannizzaro che vale il punteggio tennistico, punizione forse troppo severa per i ragazzini di mister Pampolini. Punizione forse severa si diceva per i ragazzi di mister Pampolini che comunque hanno grandi margini di miglioramento. Impressionante il rendimento del Certosa che vince così 6-1.